Con l'aumento dei contagi, ritorno al lavoro dopo le feste di Natale, esplode il caos tamponi, drive-in bloccati dalle macchine, non si trovano più mascherine FFP2, Federica togliere la quarantena per i vaccinati. Sono crollate le prenotazioni per le festività natalizie nelle città d'arte del Friuli Venezia Giulia, Udine, Trieste, drastica diminuzione delle presenze, la Federalberghi Triestina, turisti calati anche del 50%. Non c'è pace per la Tari a Udine, i cittadini non sono ancora arrivati nelle case, la Giunta ha deciso per il secondo rinvio della scadenza, l'Audicina nessuna mora per chi non ha pagato entro oggi. Per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Friuli Venezia Giulia presenterà 3 grandi elettori, molto probabili Massimiliano Federica e Piero Mauro Zanini, il terzo lo sceglierà il PD, occhi puntati su Bolzonello. Il 7, 8 e 9 gennaio a Variano di Basigliano arrivano i campionati italiani di ciclocross, oltre 1000 gli atleti attesi e a 30 anni esatti dal primo titolo mondiale di Daniele Pontoni, ora CT Azzurro. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Coda di auto fino alla tangenziale, lunghe attese per effettuare il tampone molecolare al drive-in allestito dall'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale dell'ente Fiera di Torreano di Martignacco. L'esame è richiesto soprattutto per alunni e studenti in quarantena, ma in fila ci sono anche tante persone già vaccinate. Fila di ore oggi per effettuare il tampone molecolare al drive-in allestito all'ente Fiera di Torreano di Martignacco. Chissà se anche oggi riusciamo a bloccare la tangenziale, commentavano in mattinata gli operatori che dalla vigilia di Natale sono alle prese con un flusso continuo di persone. La previsione, azzeccata in pieno, ha creato disagi alla circolazione. Abbiamo oltre 900 persone, cioè appuntamenti, e più dopo vengono anche inseriti perché probabilmente il Dipartimento ha bisogno per il controllo dei positivi, per chi è in quarantena, fine quarantena, così, quindi se ne aggiungono anche nel corso della giornata. C'è un po' di tutto, abbiamo tante scuole scolaresche, e anche soprattutto il 24, adesso le scuole sono chiuse per vacanza, però se hanno avuto un positivo in classe abbiamo tanti bambini, tanti ragazzi delle scuole, dalla prima elementare fino alle superiori, fino all'università. Tanti anche vaccinati che protestano perché sono vaccinati, devono farsi sì anche i vaccinati. Le lunghe code per i tamponi diventano anche oggetto di polemica politica. A intervenire la consigliera regionale del gruppo Cittadini, Simona Liguori. Alla luce di quanto successo oggi al drive-in dei tamponi della Fiera di Martignacco, suona veramente fuori dalla realtà la bocciatura da parte dell'assessore Riccardi di un nostro emendamento nel quale appunto chiedevamo che fossero date ulteriori risorse ai dipartimenti di prevenzione per le attività di tamponi e di tracciamento dei contatti. Non ci sono certezze che in Friuli Venezia Giulia arrivino nuove consegne di Pfizer. A darne informazione il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che invita i cittadini a prenotarsi, essendoci migliaia di posti disponibili a dicembre. Intanto il centro allestito Torreano di Martignacco riesce a somministrare quotidianamente 2500 dosi. Il vaccino utilizzato per la terza dose è Moderna, ma c'è chi lo rifiuta all'ultimo momento. Non ci sono certezze su nuove consegne di Pfizer, lo afferma il vicegovernatore Riccardo Riccardi, sottolineando che ci sono alcune migliaia di posti in agenda prenotabili a dicembre per la terza dose. C'è una certa diffidenza per la dose booster con Moderna, soprattutto da parte di chi ha fatto le prime 2 dosi Pfizer, nonostante l'evidenza scientifica dimostri piena sicurezza e maggiore copertura. Al centro vaccinale allestito dall'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale a Torreano di Martignacco si effettuano 2500 vaccinazioni al giorno con Moderna e c'è qualcuno che all'ultimo minuto rifiuta il booster perché spera gli sia somministrato Pfizer. Sono poche le persone, abbiamo anche questo genere di utenza che però insomma cerchiamo in tutti i modi di dare una buona informativa. Ecco. Riccardi intanto si augura che i cittadini facciano la prenotazione e si vaccinino.
10 decessi con Covid nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia e 154 nuovi contagi. Le prime fasce sono quelle degli under 19, la fascia 40-49 anni, entrambe con il 18,18%, seguono la fascia 20-29 con il 14,94% e quella 30-39 con il 12,99%. Le persone decedute hanno un'età compresa tra i 99 anni, una donna di Cividale, e 59 anni. Una donna di Trieste, 27 in calo i pazienti in terapia intensiva e 284 quelli curati in altri reparti. Le persone in isolamento sono oltre 8.500, 9 i contagi tra dipendenti delle aziende sanitarie. Legata al Covid alla scomparsa di Don Giuseppe Vecchies, parroco di Marron di Bruniera, aveva 88 anni ed era risultato positivo al Covid. Il virus contratto nei giorni scorsi aveva compromesso irrimediabilmente il suo quadro clinico sino al decesso. Nato a Caneval il 14 gennaio del 1933, ordinato sacerdote il 28 giugno 1959, Don Vecchies era stato vicario parrocchiale a Cordovado e a Porcia e parroco a Grizzo di Montereale e Valcellina dal 1967 al 1973. Emergenza mascherina FFP2, il cui utilizzo è obbligatorio per accedere a teatri, cinema ed eventi. Le farmacie le vendono con il contagocce perché i magazzini sono vuoti. È corsa alle mascherine FFP2 dopo l'obbligo del loro utilizzo in cinema, teatri, locali di intrattenimento, stadi, eventi sportivi e mezzi di trasporto, scattato il 25 dicembre e previsto fino alla fine dello stato d'emergenza, prorogato al 31 marzo. Nelle farmacie le mascherine che proteggono anche chi le indossa dal rischio di essere infettati sono distribuite con il contagocce. Tutti sono alla corsa all'acquisto delle FFP2. Per fortuna noi ce ne siamo riforniti in quantità la scorsa settimana e ad oggi i magazzini ne sono sprovvisti. Noi ancora abbiamo qualche scorta e le contingentiamo, ne diamo massimo 5 a testa per poter poi accontentare un po' tutti. Noi siamo di turno, per quello siamo stati aperti Natale e Santo Stefano. La richiesta principale sono stati i tamponi. I tamponi ne abbiamo venduti in una giornata e mezza 200 pezzi, sia nasali che salivari. Quindi proprio ieri pomeriggio non ne avevo più da dare nonostante le richieste. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga propende per modificare la quarantena per i vaccinati riducendola o eliminandola del tutto. È quanto ha fatto sapere attraverso Twitter dicendosi d'accordo con le ipotesi avanzate dall'infettivologo Bassetti. In più dice l'obiettivo è mantenere le lezioni in presenza delle scuole. Quarantene ridotte per i vaccinati asintomatici e scuole in presenza a tutti i costi. Sono questi due punti su cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga vuole insistere per evitare che la nuova ondata di contagi paralizzi nuovamente il Paese, così come è successo con lockdown e zone colorate. Il primo punto, in accordo con la maggior parte dei Presidenti di Regione, è la modifica alle regole della quarantena. Fedriga si è detto d'accordo con le ipotesi avanzate dall'infettivologo Matteo Bassetti, che ha proposto una quarantena ridotta per i vaccinati asintomatici. Attendiamo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, ha detto Fedriga. Io penso che la quarantena vada tolta per chi ha effettuato la terza dose. Dobbiamo sì garantire la sicurezza sanitaria, ma al contempo non dobbiamo bloccare il Paese. A questo proposito, occhi puntati sulle scuole. Stiamo lavorando, conclude il Presidente, per tenere tutte le scuole in presenza. Tutte le regioni hanno questo obiettivo ben chiaro, ma ovviamente la campagna vaccinale è indispensabile. Il Covid ha modificato profondamente lo scenario del lavoro in Friuli Venezia Giulia, meno commercianti, più dipendenti pubblici e collaboratori domestici, con un crollo dei redditi dei professionisti a meno 13,7%. I dati sono emersi dall'indagine IRES Friuli Venezia Giulia su dati INPS. Nel 2020 i lavoratori assicurati presso le diverse gestioni previdenziali INPS in Friuli Venezia Giulia sono stati quasi 561.000, un numero sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, ma da una parte si è registrato un significativo calo dei commercianti, meno 2,3% rispetto al 2019, che operano in uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Sono infatti inclusi in questa categoria anche i lavoratori autonomi che operano nel turismo.
Tali diminuzioni sono state compensate da un notevole incremento dei lavoratori retribuiti tramite i voucher del libretto famiglia dovuto all'introduzione del bonus babysitting nel quadro degli interventi di sostegno predisposti per fronteggiare le conseguenze della pandemia. Si è verificato inoltre un aumento dei dipendenti pubblici, in particolare il personale a tempo determinato nella scuola e nella sanità, per attuare le misure anti-Covid, più 1,4%. Infine si rileva una versione positiva dei lavoratori domestici, più 7,8%. Per quanto concerne quest'ultima categoria, l'andamento è dovuto in primo luogo al lockdown, che ha reso necessario instaurare rapporti regolari per consentire al lavoratore domestico di spostarsi liberamente. Le flessioni maggiori in termini di reddito nel 2020 hanno riguardato i professionisti con partita IVA non iscritti alle casse previdenziali degli ordini professionali, che presentano una media inferiore di circa 2.800 euro rispetto all'anno precedente, da 20.536 a 17.727 euro, meno 13,7%. Le diminuzioni sono state comunque almeno in parte compensate dall'utilizzo massiccio della cassa integrazione guadagni per i lavoratori subordinati e da tutta una serie di sostegni economici rivolti agli autonomi. L'alto tasso dei contagi non aiuta il turismo nelle città d'arte, rimangono programmate le visite guidate ai musei di Udine, ma mancano le presenze dei turisti stranieri che contraddistinguevano il periodo natalizio. Quarta ondata e nuove restrizioni hanno fatto crollare le presenze turistiche nelle città d'arte, a pesare in particolare la mancanza di turisti dall'estero. Durante le festività si sono registrate poche presenze nei musei, per il momento tengono ancora le visite guidate, come conferma l'assessore alla cultura del comune di Udine, Fabrizio Cigolot. Nelle visite guidate ci sono le prenotazioni libere stanno marcando un po' il passo, ecco, questo sì, perché appunto manca l'afflusso turistico da fuori, sia dalle regioni vicine, perché ci si muove di meno fra regioni e regioni, e sia dall'estero soprattutto. Ecco. Credo che ci sia molta prudenza da parte dei visitatori, ecco, le persone hanno capito che la pandemia è qualcosa di estremamente serio, non va affrontata dopo 2 anni ormai, possiamo dire, a cuor leggero, e quindi anche la frequentazione dei luoghi affollati viene a diradarsi, insomma, ecco. Criticità anche a Trieste, che registra un quadro migliore rispetto al 2020, ma decisamente lontano dall'anno d'oro del 2019. Rispetto al 2020 le cose sono andate decisamente meglio, ma era un anno di chiusura e lockdown. La luce in fondo al tunnel è ancora lontana per gli albergatori. Il Friuli Venezia Giulia, è vero, ha retto in montagna e al mare, ma a pagare sono state soprattutto le città d'arte. Se devo prendere il 2019 come anno di riferimento, siamo al di sotto al momento del 50% di quello che avevamo nel 2019. Si lavora per fare di più, ci stiamo impegnando tutti quanti, non solo noi ma anche il Comune e la Regione, però è un momento effettivamente complicato. Credo che la proroga di quelli che sono i sostegni al mondo del turismo e degli alberghi sia assolutamente necessaria se non vogliamo vedere cadere diverse strutture. A livello italiano, giusto per dare un riferimento, è sempre il rapporto 2019-2021, mancano 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze, come certifica l'indagine SVG per Confcommercio. Passiamo alla cronaca. L'ex patron del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Udine in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero delicate. L'imprenditore è stato sottoposto all'intervento chirurgico dopo un'improvvisa complicazione. A quanto si apprende non si tratterebbe di Covid. Zamparini lo scorso ottobre ha perso il figlio Armando, trovato morto nel suo appartamento di Londra. Volo della speranza da Trieste a Roma per una neonata friulana di soli 3 mesi affetta da una grave malformazione. È stata trasportata dal Burlo di Trieste al Bambin Gesù di Roma con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare. Volo salvavita dell'Aeronautica Militare per una bimba di 3 mesi della provincia di Udine, trasportata d'urgenza da Trieste a Roma con un Falcon 900 del 31esimo stormo. La piccola, affetta da una malformazione congenita vascolare, è stata trasportata con la mamma e l'equipe medica dall'ospedale Burlo Garofalo di Trieste all'ospedale pediatrico Bambin Gesù nella capitale. Il volo è decollato dall'aeroporto di Roma Ciampino poco dopo le 12 ed è
è giunto all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dove lo staff ha effettuato l'imbarco della bimba. Il velivolo militare è atterrato a Roma Ciampino intorno alle 15, dove poi ha ripreso il suo servizio di prontezza operativa. C'è anche un pordenonese tra i leader dell'organizzazione indagati dalla Procura della Repubblica di Roma per una sorta di jihad bianca che si ispirava a personaggi vicino al fascismo e al nazismo. C'è anche un pordenonese tra i leader dell'organizzazione Unione Forze Identitarie indagati per l'ipotesi di associazione sovversiva. L'uomo, di cui al momento non sono state rese note le generalità, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma, faceva parte del gruppo che aveva creato una sorta di jihad bianca ispirandosi a personaggi vicino al fascismo e al nazismo. Le perquisizioni eseguite dalla Polizia di Stato hanno interessato non solo Pordenone, ma anche Brindisi, Milano, Torino, Ferrara, Modena, Verona e Bologna. Sono stati trovati libri inneggianti a Mussolini, una copia del Mein Kampf, sciabole, balestre e coltelli. Su richiesta della Procura di Roma è stato arrestato il fondatore e leader dell'organizzazione. Le indagini hanno messo in evidenza come l'opera di proselitismo fosse proiettata alla radicalizzazione del pensiero estremista di ragazzi, spesso minori con situazioni di disagio. L'indottrinamento avveniva anche mediante l'esaltazione delle azioni terroristiche, con le istruzioni fornite ai suoi giovani sodali sul confezionamento di esplosivi o sulla fabbricazione artigianale di armi, anche con l'uso di sostanze chimiche facilmente reperibili sul mercato. Un meccanico di Carlino di 61 anni, Loris Versolato, ha perso la vita questa mattina a Troviscosa. Alla guida di una Fiat Panda si è scontrato con un furgone Ducato ed è deceduto sul colpo dopo essere finito in un fossato. Stava andando al lavoro. Un uomo di 61 anni, Lori Versolato, noto e apprezzato meccanico di Carlino, ha perso la vita questa mattina intorno alle 8 a seguito di un incidente stradale accaduto lungo un rettilineo che a Torviscosa collega Arrodola con Malisana. L'uomo, che stava raggiungendo l'officina per lavoro, era alla guida di una Fiat Panda che, per causa al vaglio dei carabinieri della radiomobile di Palmanova e della stazione di Torviscosa, si è scontrato frontalmente con un furgone Ducato condotto da un giovane di 29 anni. Nell'impatto nulla da fare per Versolato, mentre per il conducente del furgone ferite gravi, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Versolato, da poco in pensione, lascia la moglie e il figlio Davide, consigliere comunale di Carlino. Lo ricorda il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, un uomo amato e stimato, aveva lavorato sempre in questa officina di Malisana, anche dopo la pensione, trattandosi di un'attività a gestione familiare dove era ancora richiesta la sua professionalità. Siamo vicini alla famiglia in questo grave momento di dolore. La salma è stata composta nella camera mortuaria di Palmanova. Muore la notte di Natale, lo veglia il suo amico a quattro zampe. A dare l'allarme una vicina di casa che voleva fare gli auguri. È morto per un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto nella notte di Natale. A vegliare sulla sua salma fino all'arrivo di una vicina di casa è stato il suo cagnolino, l'affezionato amico a quattro zampe che non lo lasciava un attimo e che condivideva la sua abitazione. È successo il 25 dicembre ad Aurisina Cave. Vittima un uomo di 72 anni. A preoccuparsi per lui una vicina di casa, una donna di 91 anni che aveva deciso di andare a fargli gli auguri. La pensionata, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha allertato i soccorritori e ha chiamato il 112. Per il 72enne purtroppo non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso. La salma del pensionato è stata affidata ai parenti, una nipote addolorata per la celebrazione dei funerali. Sarà lei ad occuparsi dell'amico a quattro zampe che ha vegliato la salma dello zio. E continuiamo a parlare di animali. 2 cervi, 2 cani da caccia sono stati salvati dai pompieri tra Frisanco e Tarvisio. Animali in difficoltà ancora protagonisti nel fine settimana di Natale. A Frisanco i vigili del fuoco hanno salvato 2 cani da caccia che erano finiti in un canalone bloccati da un salto di roccia. I pompieri si sono calati per 100 metri, hanno imbragato gli animali e li hanno tratti in salvo. Sono Agata e Birba, poi riconsegnati al padrone.
A Treviso altri 2 salvataggi, ma di cervi. Uno era intrappolato con una zampa in una recinzione, liberato e trasportato al centro di recupero fauna selvatica di Campoformido. L'altro era caduto nel lago ghiacciato a 20 metri dalla riva, rimanendo bloccato. Con un battello pneumatico, camminando sul ghiaccio in piena sicurezza grazie ai dispositivi di protezione, i vigili del fuoco hanno salvato il cervo, impaurito e infredolito. Quindi l'esemplare è corso sano e salvo nel bosco. Leggera scossa di terremoto di magnitudo 2,5 gradi Richter in Slovenia. Il movimento tellurico è stato registrato alle 6:03 di questa mattina a 8 km da Planina Prirachecu e a 32 dal confine di stato di Monrupino. Non si segnalano danni né feriti. Sfregiata la raffigurazione della Natività di Sabbia allestita in Piazza Indipendenza alla Tisana, i vandali hanno agito la notte scorsa cancellando i volti della Madonna di San Giuseppe e del Bambin Gesù. L'amministrazione comunale ha deciso di lasciare esposta la Sacra Famiglia danneggiata, ha installato un cartello, cari concittadini, si legge: purtroppo quello che vedete è il risultato della maleducazione di pochi, abbiamo scelto di mantenere comunque visibile l'opera sperando che gli autori di questo increscioso gesto si redimano. Raid ladresco, ieri sera ha tratto il mezzo e Artegna, i ladri hanno razziato una casa di Betania nel capoluogo carnico dove sono spariti denaro contante e monili in oro. Altro furto poi nella zona di via Oberdan, sempre a Tolmezzo, preziosi e contanti il bottino. Ad Artegna infine terzo colpo in una palazzina dove sono spariti soldi, un paio di pendenti in oro, indagano i carabinieri. Infortunio sul lavoro, questa mattina una ditta di Brugnera che opera nel settore della fabbricazione di cucine, un dipendente interinale, 33 anni di Fontanafredda, stava pulendo i vetri di un magazzino nel reparto verniciatura quando è caduto da una scala precipitando da 2 metri, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Lutto a Flaibano e Marano per la morte di Don Giuseppe Brocchetta, stroncato la scorsa notte dalla malattia. Il presule, molto amato, aveva prestato servizio sacerdotale per oltre 45 anni a Flaibano, da qualche tempo era stato accolto nella casa della fraternità. Aveva 88 anni, era originario di Marano Lagunare. I funerali saranno celebrati mercoledì 29 dicembre alle 10 a Flaibano, poi la salma sarà sepolta nel suo paese natio. E ormai un vero e proprio giallo, quello di Liliana Resnovic, triestina di 63 anni, scomparsa da 2 settimane. Indagini della Polizia di Stato, la Procura ha aperto un'inchiesta. È un mistero la scomparsa di Liliana Resinovic. La donna, ex dipendente della regione, 63 anni, è sparita dalla sua casa nel quartiere di San Giovanni la mattina del 14 dicembre e ad oggi le ricerche sono risultate vane. Il marito, Sebastiano Visentin, fotoreporter, l'aveva salutata proprio quella mattina alle 8 e il fratello della donna, Sergio, le aveva scritto un messaggio poco dopo alle 9:20 ma senza ottenere risposta. I guanti, gli occhiali e i 2 telefoni sono stati ritrovati a casa della coppia e al momento tutte le piste sono aperte. Le indagini sono a cura della squadra mobile della Questura di Trieste che sta sbagliando, come sempre in questi casi, le immagini delle telecamere presenti in zona e in particolare quelle della scuola di polizia poco distante. La Procura della Repubblica diretta da Antonio De Nicola ha aperto un fascicolo e la Prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse. I vigili del fuoco e il soccorso alpino avevano anche pattugliato nei giorni dopo la scomparsa un'area del boschetto di Strada del Cacciatore su indicazione di un testimone che aveva sentito delle urla di una coppia che litigava, senza però esiti. Al momento, come detto, restano aperte tutte le ipotesi. Fugge all'Alt dei Carabinieri e dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Aviano colleziona una serie di denunce e sanzioni. Fugge dopo aver tamponato un'altra macchina. Era consapevole di essere ubriaco e infatti fermato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Aviano è risultato di gran lunga positivo all'alcol test. Un Natale che certamente non dimenticherà un cittadino di origine lombarda residente ad Aviano che sabato pomeriggio è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida e i militari dell'Arma hanno provveduto a sequestrargli il mezzo che guidava. L'uomo, non contento degli esiti dell'accertamento, ha pensato bene di danneggiare la sua auto, aggiungendo quindi un secondo reato, ovvero il danneggiamento di beni sottoposti a sequestro. Oltre agli aspetti penali è stato contravvenzionato per più violazioni al codice della strada, gli è stata contestata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta e per aver bestemmiato in luogo pubblico.
Non solo, è stato sanzionato anche per essersi tolto la mascherina e averla gettata a terra. A Udine slitta per la seconda volta il pagamento dell'acconto Tari, il cui termine era previsto per oggi a causa di disguidi nella consegna delle cartelle. L'assessore al bilancio Francesca Laudicina rassicura i cittadini che non ci sono termini di scadenza e che non ci saranno sanzioni. Quest'anno a Udine l'acconto Tari si potrà pagare oltre la scadenza prevista per il 27 dicembre. L'assessore al bilancio Francesca Laudicina rassicura i cittadini che non ci saranno sanzioni. Oggi scade purtroppo il pagamento dell'acconto Tari. Sappiamo che alla data di ieri ci sembra che sia stato consegnato circa l'80% dei bollettini e quindi verrà completato, crediamo, nel giro di qualche giorno anche il 100%. Per questo motivo appunto si può pagare, abbiamo stabilito che si potrà pagare con ritardo senza naturalmente nessun tipo di sanzione e insieme con la dirigente del servizio Entrate stamattina stavamo già valutando di differire il pagamento del saldo in modo tale da poter consentire di avere un tempo maggiore tra l'acconto e il saldo e toccare in maniera diversa anche le tasche dei cittadini. In Friuli Venezia Giulia i saldi invernali cominceranno il 5 gennaio. I commercianti di Pordenone, finora delusi da un dicembre caratterizzato con più bassi che alti, sperano di salvare un'intera stagione. Passato il Natale si inizia già a pensare ai saldi invernali. In Friuli Venezia Giulia inizieranno il 5 gennaio e potranno durare sino al 31 marzo. Caccia al miglior prezzo e soprattutto all'affarone. I commercianti di Pordenone sperano così di salvare una stagione un po' deludente, nettamente al di sotto delle aspettative, e al contempo vendere a prezzi vantaggiosi, in particolare quei capi di abbigliamento che altrimenti passerebbero di moda. Sicuramente sono un grande aiuto perché comunque abbiamo il magazzino ovviamente da smerciare e speriamo che ci sia interesse per i saldi e soprattutto speriamo che con la nuova collezione che avremo in casa per la primavera-estate le cose siano decisamente migliori. Un'occasione per far conoscere la propria attività, far bella figura e fidelizzare la clientela, alla ricerca sì dell'occasione, ma anche per quella più esigente dell'unicità del capo. Sicuramente ci aiutano a rifinire l'annata, la stagione invernale e sono molto importanti, quindi ci prepariamo a farli nel migliore dei modi. Manca ancora la conferma del Consiglio regionale chiamato ad eleggerli a breve, ma i grandi elettori del Friuli Venezia Giulia che dovranno votare il prossimo Presidente della Repubblica hanno già un identikit. 3 nomi, 2 certi e 1 da individuare. Il Friuli Venezia Giulia dovrà indicare 3 grandi elettori che dal 18 gennaio saranno chiamati a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. I papabili sono Mario Draghi su tutti, Silvio Berlusconi che sogna il Quirinale e poi l'outsider Pier Ferdinando Casini. In realtà il puzzle è molto lontano dall'essere definito e chi entra papa in conclave di solito esce cardinale. Sergio Mattarella ha comunque già detto di non accettare la richiesta di alcuni di fare un bis per consentire a Draghi, peraltro il più papabile per il Colle, di chiudere la legislatura nel 2023. A eleggere il Presidente del Parlamento in seduta comune, quindi senatori e deputati, e poi 3 delegati per regione, scelti dai consigli regionali, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne esprime 2. Attenzione, i grandi elettori sceglieranno su base politica e non su indicazioni del Consiglio. Venendo alle questioni locali, dei 3 nomi, 2 dovrebbero essere blindati: Massimiliano Federiga in qualità di Presidente della Regione e Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio. Il terzo dovrebbe essere espressione della minoranza. All'ultima votazione fu scelto Renzo Tondo insieme a Deborah Serracchiani e Franco Jacob, e dunque è facile immaginare che questa volta tocchi a Sergio Bolzonello come ex candidato del centro-sinistra ed esponente del PD, partito con il maggior numero di voti. Diego Moretti, capogruppo Dem, comunque precisa che al momento non abbiamo ancora deciso, ma ci confronteremo con il resto dell'opposizione. L'Unione Sportiva Camporosso ha cancellato la fiaccolata dell'Ussari prevista per il 1 gennaio, una decisione obbligata a seguito del decreto legge del 24 dicembre, ma presa, dice il presidente dell'associazione Damiano Matis, dal forte senso civico che contraddistingue l'Unione Sportiva. E a proposito di sport, tra poco in Sport FVG si parlerà di ciclocross. Il 7, 8 e 9 gennaio a Variano di Basigliano arriveranno i campionati italiani di ciclocross, oltre 1000 gli atleti attesi proprio a 30 anni esatti dal primo titolo mondiale di Daniele Pontoni, ora CT Azzurro. Vi lascio le notizie sportive, grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli, arrivederci.